Stadio Comunale Bertoldi di Minerve si affrontano il Legnago e la Virtus Verona per la quarta giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Dirige l'incontro il signor Nonnato, coadiuvato dai signori Pellini e Ferrari. La Virtus Verona parte forte e mette sotto pressione il Legnago, fino al minuto 14, quando da azione di calcio d'angolo trova il vantaggio. Leuci riceve il passaggio di ritorno di Ciontos e disegna una parabola perfetta che si infila all'incrocio dei pali. 1-0. Il Legnago prova la reazione, ma non riesce a concretizzare la propria fase offensiva, anche per l'attenta azione di difesa della Virtus Verona. Il secondo tempo riprende con il Legnago che spinge sull'acceleratore e raggiunge il pareggio con Veronese, che raccoglie una respinta fuori aria e con il suo tiro spedisce la palla a fil di palo. 1-1. La Virtus Verona ritorna ad aggredire gli avversari. Le squadre si allungano creando spazi per il contropiede. Al 40° la Virtus Verona segna con Ambrosi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco segnalato dal guardialinee. In piena zona Cesarini, la Virtus Verona riesce a segnare un gol con Ambrosi, questa volta in posizione regolare, e porta a casa la vittoria. Ed ora ascoltiamo la voce dei mister. Mister, proviamo allora a dare una lettura di questa gara, un primo tempo che vi ha visto un po' soffrire, siete rientrati dallo spogliatoio con una grinta diversa e poi le partite vivono di episodi e all'ultimo minuto avete perso la gara. Sì, in effetti è stato un episodio che alla fine ci ha condannato. Noi abbiamo fatto una buona partita, teniamo conto sempre che giochiamo con un'età decisamente inferiore rispetto agli avversari, di conseguenza mettiamo anche in preventivo che possiamo soffrire per un certo periodo della partita. Però poi la squadra ha saputo reagire bene nel secondo tempo, secondo me meritava anche un po' di più di quello che ha fatto e poi questo episodio ci ha condannati, ma va bene così lo stesso. Cosa ha detto ai ragazzi nello spogliatoio per riaccendere in loro l'entusiasmo di poter recuperare la gara? Che se facevano quello che gli chiedevamo avrebbero potuto mettere in difficoltà la Virtus, in effetti l'hanno fatto, sono stati bravi. Hanno applicato anche molto bene la tattica del fuorigioco e la Virtus ci è caduta diverse volte. Sì, vabbè, ma noi non lavoriamo sul fuorigioco, se ci sono andati è perché sono stati dei polli loro ad andarci, cioè non è che noi lavoriamo sul fuorigioco, noi lavoriamo su tante altre cose perché secondo me a livello anche di primavera e soprattutto dell'annata che abbiamo noi dobbiamo migliorare sotto altri aspetti, non sul fuorigioco, la tattica lascia stare. C'è stato un intervento molto discusso da parte dell'arbitro, lei cosa ne pensa? Quale? L'uscita del portiere sul giocatore. Io ho notato che tutte e due le volte che è successo uno scontro col portiere gli attaccanti non si sono mai fermati, anzi hanno sempre cercato, l'ha fatto anche una volta il nostro attaccante Rodella. Situazioni di gioco pericolosissime perché lì si possono fare anche male, però credo che abbia preso sempre le decisioni giuste l'arbitro. Prossima gara, in questa settimana proverà a rincuorare i suoi ragazzi per poter riprendere il cammino e poter risalire in classifica. Noi sappiamo il nostro percorso che dobbiamo compiere, dobbiamo cercare di crescere e di migliorare e soprattutto di far crescere un'annata che negli anni passati ha dato anche dei buoni risultati, di conseguenza sappiamo che dovremo soffrire ancora perché dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Prima o poi arriveranno anche i risultati, di questo ne sono tranquillo e sicurissimo. D'accordo, grazie mister, in bocca al lupo per la prossima gara. Crepi, grazie.
Mister, una gara che vi ha visto soffrire forse più del dovuto, un primo tempo molto ordinato da parte dei suoi ragazzi che hanno fatto quello che sono le sue indicazioni. Poi all'inizio del secondo tempo forse sono entrati un po' scarichi, non tanto concentrati, e Legnago è riuscito ad avere, diciamo, la meglio pareggiando. No, io credo che non siamo entrati scarichi, ma se abbiamo una palla che devi buttare, la devi buttare. Non sempre puoi giocarla, devi essere bravo a leggere la situazione, quella palla era da liberare e tu la devi liberare. Noi dovevamo chiudere la partita e invece l'hanno riaperta, anche bene, e poi oltre quei 5 minuti abbiamo di nuovo tenuto noi in mano il pallino. Quindi i primi 5 minuti del secondo tempo li abbiamo fatti non bene, non come dovevamo fare. In effetti dall'11° in poi le occasioni sono state comunque tante anche per i suoi ragazzi, c'è stato anche, diciamo, un episodio che l'arbitro ha deciso in maniera differente, diciamo, da quella che avreste voluto, però tutto sommato l'arbitro ha diretto bene la gara. Sì, l'arbitro ha diretto bene, poi gli episodi, abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato l'arbitro, quello che è in campo rimane in campo. Secondi in classifica, si procede a gonfie vele, prossima partita con il Sestri Levante, ci si prepara a una settimana di ottimo allenamento. Sì, perché Sestri Levante è una squadra allenata molto bene da mister Galimberti, mio amico, che conosco bene, e quindi so com'è allenatore, so com'è la squadra e so che è una squadra molto molto buona e che gioca un bel calcio. Complimenti mister e in bocca al lupo per la prossima partita. Crepi, grazie mille. Risultato finale: Legnago 1, Virtus Verona 2.